Attenzione non solo ai numeri, ma anche alle persone per favorire il benessere organizzativo aziendale. La proposta viene da Banca Patavina a colloquio con i dipendenti per una iniziativa inedita che porta con sé la realtà del cosiddetto manager in ascolto. Abbiamo parlato per anni di numeri, abbiamo parlato per anni di budget. Oggi l'evento con tutto il personale è dedicato appunto al benessere organizzativo. È una sfida che dobbiamo vincere perché è nell'interesse, nella funzionalità e nello sviluppo dell'azienda, ma è altrettanto nell'interesse e nello sviluppo di chi ci lavora nelle aziende. In questi anni noi dobbiamo imparare che la competenza professionale, la proattività, l'attenzione al cliente non è più quella di prima. Oggi sono convinto che porteremo a casa il risultato migliore, cioè quello di aumentare l'entusiasmo, di aumentare l'integrazione, perché il futuro ci chiederà sempre più la capacità di lavorare e di stare insieme. Per meritare la fiducia dei clienti, ad una banca oggi non basta la solidità, l'efficienza, il fatto di godere di buona salute nei conti. Trasparenza, coerenza, rispetto dei valori fondamentali sono oggi una forza in più. Su questo si può costruire un nuovo modello di BCC, partendo dalla ricerca di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. L'azienda come un'orchestra. Per introdurre a questa nuova idea di produttività è stata richiamata la metafora della musica e del fare musica insieme. Maestro, che differenza c'è dirigere un'orchestra e dirigere un'azienda? A mio parere non c'è nessuna differenza, perché un'orchestra come un'azienda ha bisogno di un mercato, ha bisogno di clienti che acquistino, che siano fidelizzati, che siano appunto avvicinati alle nostre idee, ai nostri prodotti. E al tempo stesso un'orchestra come un'azienda ha bisogno di un'organizzazione interna che sia efficace, che valorizzi le qualità di ciascuno, sapendo portare tutte le persone insieme a raggiungere lo stesso obiettivo. Per noi è eseguire bene la musica, per un'azienda è raggiungere i propri obiettivi commerciali, economici. Dalla musica si può imparare che l'efficacia maggiore l'abbiamo quando sappiamo usare tutta la nostra mente, sia la nostra capacità razionale, ma anche le nostre emozioni. In fondo le persone vengono avvinte, vengono ammaliate dalla capacità che abbiamo di trasmettere emozione. Ecco, questa idea trasportata nel mondo dell'azienda può essere una regola d'oro.